E dunque siamo partiti, sono a serie gare, quindi si assegnano le medaglie per i 200 misti categoria ragazze, sono 7 le prove in programma, poi andrà la categoria junior con 5 serie e seguirà la categoria senior con 4 serie in programma. Ricordiamo che come è stato nei 400 stile libero di questa mattina, anche per quanto riguarda i 200 misti, i migliori 6 tempi in assoluto fra le varie categorie avranno accesso alla super finale che si svolgerà nell'ultima parte della manifestazione, quindi nella mattina di sabato 7 gennaio, dove ci saranno tutte le finali e le super finali 200, 400 stile libero e 200 misti. Tanto Margot Buso 34,95 nelle prime 2 vasche a farfalla, che ha nuotato già ottimamente i 400 stile libero nella sessione mattutina, atleta di casa del Veneto Banca, ancora al comando dalla quarta corsia, dirà in testa a metà gara in 1:16,08. Intanto per la sesta serie si preparano Eva Gesualdi, futura Prato in corsia 2, Aurora Munaro, Gabbiano in 3, Giorgia De Zulian, centro nuoto Jesolo in 4, Consuelo Ciman, Leo Sport in quinta corsia. Grintosa anche in questa terza frazione, Margot Buso classe 1999, senza avversarie in questa serie, vira per le 2 vasche conclusive a stile libero, per lei il passaggio di 1:58,61. Azione continua quella di Margot Buso, che si distende a stile libero, il tocco per lei di 2:33,08. Fabretto chiude seconda 2:42,19 e poi Cecilia Nasci 2:49,07.